Si ricomincia dal Veneto, si riparte da Padova. Matteo Renzi aveva lasciato la prima impronta da premier proprio qui. Puntuale si era presentato al suono della campanella in un istituto di Treviso. A 12 giorni di distanza il nord-est è ancora al centro delle manovre, con il primo viaggio del ministro all'istruzione. Sulla scia del Presidente del Consiglio, Stefania Giannini porta avanti la missione al centro del programma politico con lo slogan «Investire nella scuola per uscire dalla crisi». E allora si riparte da qui, dall'edilizia scolastica, dalle crepe sui muri, dalla sporcizia sui pavimenti, gli emblemi di una scuola da ricostruire. Ma servono soldi, servono fondi, servono risorse. Il governo però è pronto a liberare le mani dei sindaci legate fino ad oggi dal patto di stabilità. Il ministro arriva in Veneto tempestivamente e il 10 marzo, non una data qualunque, ma il termine preciso che aveva dato Matteo Renzi per verificare quanto si possa sforare per allargare le maglie del patto di stabilità. Insomma, il governo è pronto a usare le maniere forti. Questo è uno dei principi che consentiranno di avviare questo grande piano nazionale dell'edilizia e che consentiranno di destinare a questo scopo importante, nobile e utile al Paese soldi che ci sono e che sono bloccati, come sapete, nelle amministrazioni locali. Il Ministero dell'Università ha un suo percorso che si unirà a quello del piano nazionale governato, diciamo, da un'unità centrale a Palazzo Chigi e che può già destinare oggi 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro per una terapia d'urto è l'annuncio più importante di una giornata intensa che per il ministro inizia la mattina con una visita alla scuola dell'infanzia della parrocchia della Natività di Padova, poi prosegue al centro di formazione dell'Ente Nazionale di Istruzione Professionale e si conclude al Palazzo del Bo per l'inaugurazione dell'anno accademico. L'Università di Padova è un'eccellenza a livello nazionale, una vera e propria impresa che impiega quasi 5.000 persone e fattura ogni anno più di 500 milioni di euro. Il ministro sorride, osserva con interesse, ha l'occhio attento, perché se davvero la scuola è l'inizio del nuovo risorgimento italiano, allora questa è la battaglia più importante nella guerra contro la crisi. D'altra parte, Stefania Giannini sta al Ministero della Scuola come un artificiere sta su un campo minato. Lo dice chiaramente, ogni giorno c'è una bomba da disinnescare. Sì, se vogliamo dirla in termini molto semplici, è così.